Powered by Kelly Benefits, very good full cycling team in the final checkpoint before the finish. We'll be seeing some of those riders finishing. Meanwhile, the Rabobank, they've held the best time throughout Lotto Bellator. The other team finishing right in front of us. That is the team called Energy of the Denmark, setting a new fastest time and a significantly faster time, going 49.214 kilometers per hour. Alessandro, very fast on the finish. Tra le 5 squadre che hanno concluso, il tempo migliore è quello del team Calg Energy, Danimarca. Andersen, Hansen, Nielsen, Schmidt, Stinsen e Winter hanno fatto fermare il display su Oh, mi ha rotto ogni cosa. Rimettimi l'amp. secondi 17 centesimi, media a 49,214. Also want to point out Devi vedere se ho that fatto bene la cycling, one of the favorite teams in all of Italy, has now started, Alessandro. Grande squadra, la Canon. Comes the rider from Colombia. Sì, in effetti Jakovenko, Di Deriksen e Demidova si stanno guardando e ciò potrebbe giovare a Gesseni, a Milanese, Sfontare, Facciala lungo, scatta la ragazza dell'Ucraina, Olena Demidova, spinge col rapporto più lungo di cui dispone. In seconda posizione c'è la concorrente Anastasia Jakovenko, viene ripresa Olena Demidova, adesso una coppia al comando, fanno la natura, passa a condurre la ragazza della Russia Jakovenko, eccole spalla a spalla, in terza posizione si mantiene Di Deriksen, eccole ancora poche centinaia di metri alla conclusione, ormai Gessenia, Menezes, Gonzalez non riesce più ad agganciare le tre, appena il comando 200 metri.